Oggi un'interessante iniziativa sugli 80 anni della Resistenza, qui con noti colleghi illustri e anche un giornalista del gruppo Fininvest. Sì, oggi celebriamo perché ne abbiamo sentito il dovere, gli 80 anni dalla liberazione. Li celebriamo con la convinzione che la liberazione non è da intendersi soltanto come la fine di un conflitto, certamente lo è stato, ma è essenzialmente un processo di riconquista di una nazione, di riconquista dell'anima della nazione, ma anche la promessa di un futuro fatto di pace, democrazia e progresso. I valori che hanno contraddistinto la liberazione sono stati indubbiamente il coraggio, il sacrificio e la determinazione di tanti uomini che si sono opposti al nazifascismo. Oggi noi vogliamo ricordarli, vogliamo ricordare questi valori, non dimenticando peraltro che sono quelli sui quali è stata costruita la nostra Repubblica, quindi valori di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia. Allora, questi 80 anni in cui celebriamo la Resistenza italiana sono molto particolari, perché la liberazione è avvenuta soprattutto grazie all'intervento degli Stati Uniti, degli alleati e anche della Russia, dell'Unione Sovietica. E noi ci troviamo in una situazione del tutto nuova in cui improvvisamente Russia e Stati Uniti sembrano essere nemici, per cui o soccombiamo o ne traiamo lo spunto per arrivare finalmente all'unità dell'Europa. Resistenza, Costituzione sono i momenti fondanti della nostra Repubblica, quelli che dovrebbero darle un'identità aperta, basata sui valori costituzionali, sulla liberal democrazia, sull'esigenza di partecipare per salvaguardare la propria libertà. I ragazzi come si approcciano a questi valori? I ragazzi sono sensibili di fronte alla storia. Quando li si interroga sulla storia e si fa capire loro che la storia è viva, che la storia è storia contemporanea, nel senso proprio che poi appartiene al loro mondo, sono sempre interessati. Sono valori che ancora, diciamo, i ragazzi percepiscono, magari deviati da tanti fake news che arrivano nei social? È il grosso problema ed è il grande compito che si deve porre la scuola. La scuola, attraverso le discipline come la storia, la filosofia, ha un ruolo fondamentale nel plasmare la cittadinanza. Per discutere di resistenza e per discutere di quella che è l'eredità che la resistenza ci ha lasciato e che è tutta nella nostra Costituzione, una delle migliori Costituzioni che esistano al mondo, che pochi conoscono, anche quelli che invece dovrebbero in qualche modo consacrarla facendo politica. Ed è importante parlarne, soprattutto ai ragazzi, perché deve essere il loro faro, la loro guida, la guida della loro vita nelle istituzioni, nella società, nella vita politica. Ma secondo te che approccio hanno i ragazzi verso questi temi? Forse distratti dalle tante notizie false che arrivano dai social? È un problema quello delle... Allora i ragazzi hanno, rispetto a noi che siamo un po' più vecchi, il vantaggio di avere un sacco di fonti, molte fonti. Avere tante fonti a disposizione in realtà può diventare un boomerang, perché è difficile poi capire quali sono attendibili e quali sono meno. Bisogna a questo punto dotare i ragazzi della cultura, della conoscenza necessaria a capire quali sono le notizie vere da quelle false. È un po' il compito che abbiamo anche noi che lavoriamo nel mondo dell'informazione e della stampa e della criticità che hanno i nostri figli, i nostri ragazzi. Un'impressione su Agrigento 2025 che è stata al centro delle tantissime negatività sui social, sulle TV, sui giornali, sulla carta stampata. Ecco, ora sei qui ad Agrigento, una tua impressione? Allora, ho ovviamente poco tempo per poter esprimere un giudizio completo. Io credo che questa sia un'occasione da non perdere. Si rischia di perderla, siamo già ad aprile, però si è ancora in tempo per poter utilizzare questo anno di Agrigento per farla conoscere al mondo, perché questo anno non venga sprecato, insomma dobbiamo metterci qualcosa un po' tutti quanti noi. Grazie. La pace difenderemo, ogni paese la pace avrà, conquisteremo il mondo intero e grideremo viva la libertà. Ognuno la pace
pace difenderemo, ogni paese la pace avrà. Conquisteremo il mondo intero e grideremo.